Eccoci, siamo in diretta con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi questa sera il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Io ricordo ai nostri telespettatori i riferimenti per poter agire con la nostra trasmissione. Ci potete mandare un messaggio al 345 334 11171 oppure durante la settimana potete mandarci all'indirizzo il sindaco risponde @gruppotv7.com. Vice Sindaco, abbiamo parlato nel blocco precedente di tema ambientale, idraulico, siccità. Voltiamo adesso pagina, parliamo di PNRR, sì. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 500 milioni di euro in arrivo a Padova, cifre veramente importanti. Nelle ultime settimane abbiamo visto anche all'ezionale in molte altre città emergere il rischio di non riuscire a rispettare i tempi di realizzazione delle opere. Il PNRR impone tempi stringenti, 2026. Allora le chiedo, la situazione a Padova com'è da questo punto di vista? Poi ci addentreremo anche nelle opere principali che a Padova saranno finanziate con il PNRR. Però credo che la domanda che facciano è: Padova riuscirà a rimanere nei tempi, riuscirà a realizzare tutto entro il 2026? Ma a Padova la situazione è buona, anzitutto perché, lasciatemi dire, noi siamo orgogliosi del fatto che Padova si è accaparrata una cifra altissima. Siamo tra le città che più è riuscita a sfruttare le risorse del PNRR. E questo è un'ottima cosa, perché significa che noi potremo realizzare tantissime opere, tantissimi interventi senza utilizzare i bilanci del Comune di Padova e quindi i cosiddetti soldi dei padovani, anche se poi le risorse sono risorse comunitarie, pubbliche. Però c'è sempre il tema: ma bisogna riuscire a agganciare investimenti europei. Il PNRR lo stiamo facendo alla grande, siamo tra le città che ha di più. $500 miliardi è una cifra che mai questa città ha potuto gestire. Siamo consapevoli che è un impegno anche forte dal punto di vista della mole di lavoro, perché la nostra struttura mai tarata per un impegno di tipo, perché come si ricordava poco fa il PNRR impone anche delle tempistiche serrate, ed è giusto così, perché non si possono finanziare interventi che poi, come alle volte capita nel volume di alcuni investimenti pubblici, di opere che non si vedono mai realizzate. Poi mi corregga se sbaglio, ma voi state utilizzando risorse interne soprattutto per portare avanti queste progettualità. Personale interno. E quindi questo significa ulteriore sovraccarico di lavoro rispetto a quella che è la gestione, per così dire, ordinaria. Esatto, che stiamo pagando, perché si vede che stiamo correndo peso che è enormemente superiore a quello che che gestiamo normalmente. Io lo voglio dire anche con grande sincerità ai padovani, lo faccio in tutte le occasioni. Capita che per portare avanti procedure, gli affidamenti, le gare che riguardano i cantieri e le opere, i fenti PNRR, perché poi sono tutte le rendicontazioni molto particolari, e magari si lascia indietro l'ordinario. È un che noi dobbiamo sopportare in questo anno in cui, come dire, si fa osso, perché una cosa non voglio assolutamente: che noi, accadendo in altre città, perdiamo un solo euro che ci siamo guadagnati con la qualità dei progetti che abbiamo potuto portare, perché ogni euro, un euro guadagnato per la città, è speso per interventi che cambieranno e di molto questa città e in pochi anni. Lo facciamo il nodo al fazzoletto allora? No, dal fazzoletto. Senta, entriamo però anche in quelle che sono le opere principali che il PNRR a Padova consentirà di realizzare. Credo che a partire dal tram, perché è l'opera ovviamente principale, quella anche di cui si parla di più in città. Il tram è quella più consistente e quindi questo sicuramente ci dà occupa molto del budget a disposizione. Tra l'altro la Volta Barozzo stazione è stata cantierata. Stiamo parlando della seconda linea. Della seconda linea, esatto, quindi si vedono alcune operazioni, come dire, in strada, e qui siamo partiti bene. Ma poi ci sono un sacco di opere, non ho dato prima, siamo al 41%
diciamo, dell'avanzamento della progettazione e realizzazione PNRR, quindi siamo a buon punto. E per chi vuole osare andare a vedere tutto l'elenco di opere, e sul sito del Comune di Padova abbiamo proposto un'area, una zona dove opera per opera si vede cosa si va a realizzare e anche lo stato di avanzamento che ha quell'opera rispetto al PNRR che noi dobbiamo consegnare e realizzare entro il 2026. Una bella corsa. Oltre al tram abbiamo tanti investimenti in area pubblica. Glieli chiedo tra un minuto perché abbiamo un messaggio da parte di un telespettatore, di una telespettatrice, insomma lo andiamo a leggere, poi ovviamente torniamo a parlare di PNRR. Telecamera in via Beato Pellegrino non inquadra l'entrata dalla rotonda di Porta Torre. Perché? Oddio, una domanda molto, molto precisa e in questo momento non so rispondere, devo verificare. Di solito l'orientamento è dato o da, come dire, visuali di interesse oppure dal fatto che ci sono soggetti sensibili, oggetti sensibili da non inquadrare, tipo portoni di casa o altre cose. Non conosco esattamente questo, magari sto dando dei riferimenti che possono sembrare non corretti, mi informo e ringrazio il telespettatore. Perfetto, prima di, continuiamo a parlare di PNRR, però Vice Sindaco, prima di parlare delle altre opere, rimaniamo sul tram, perché un'infrastruttura che andrà a cambiare radicalmente la mobilità in città, perché noi abbiamo parlato della seconda linea, quella che collega la stazione a Volta Barozzo, ma che è una terza che sarà completata sempre all'interno di questo piano, quella che collegherà Rubano-Vigonza, totale 8 percorsi differenti, insomma una città veramente collegata dal punto di vista tranviario. Perché voi credete in questa tecnologia? Perché il tram è il mezzo di trasporto che, a differenza degli altri, non sono in concorrenza, diciamo, svolgono lavori diversi. Il tram dall'autobus sposta un numero elevato di persone. Quando una città punta sul tram, 250 le città in Europa che puntano su questo tipo di trasporto pubblico, significa che la città organizza un trasporto massa, si pone cioè l'obiettivo di un numero considerevole di spostamenti dall'auto al mezzo pubblico. Non è solo un servizio per chi non usa la macchina in determinate tratte, ma ha proprio questo, come dire, questo esito. Nella tratta, noi che già abbiamo da diversi anni, abbiamo abbassato il veicolare del 40-50%. Il tram è sempre pieno nella tratta Arcella-Arguizza e oggi copre una porzione molto importante del totale del trasporto pubblico della città, in una tratta, perché se è vero che le performance sul trasporto pubblico, gli autobus vanno migliorati, e questo i cittadini dicono, cerchiamo di fare investimenti, poi magari ci torniamo e approfondiamo anche questa. Invece sul tram la gente lo usa perché è comodo, è confortevole, è veloce, puntuale e sposta davvero. Noi stimiamo di aumentare enormemente il numero di persone che si muoveranno in città senza utilizzare l'auto, con un trasporto pubblico che poi connette dalla periferia al centro in modo molto efficace. Le chiedo però, ovviamente il traffico veicolare rimarrà, perché è impensabile insomma, che ovviamente tutti utilizzino il tram, ci auguriamo quando è possibile lo utilizzino, però la domanda che le pongo insomma, è questa: il traffico veicolare rimarrà. Non sempre, non in tutti i punti, non in tutte le nostre strade magari sono pronte, ecco, a sostenere magari anche il passaggio del tram oltre a quello delle auto. Questo è il motivo che diversi cittadini anche negli ultimi mesi si sono lamentati. Ecco, su questo lei pensa che riuscirete insomma comunque a garantire un servizio utile per il cittadino e parallelo ovviamente al traffico veicolare che inevitabilmente rimarrà? Ma sono dubbi che vanno affrontati, sono dubbi che vanno ascoltati. Noi ci teniamo insomma, che anche la progettazione tenga anche in considerazione l'opinione dei cittadini. Io devo dire che le nostre rivelazioni comunque danno grande favore a quest'opera, che anche nell'ultima tornata elettorale era
in cima alle proposte dell'amministrazione Giordani e il sindaco, come dire, anche su questa proposta ha ottenuto, come dire, ampio consenso. Ma questo non significa ascoltare anche chi ha dei dubbi, anzi andiamo, come dire, a cercare proprio questi argomenti. Però alle volte può sembrare che il tram non ci sta, non passa, si sente questa. In realtà probabilmente questo discorso vale in alcuni nella città come la conosciamo adesso, ma se andiamo a vedere le tratte in cui passa il tram, ormai abbiamo stabilito una convivenza fra auto, pedoni e tram che ci consente di avere esistente oggi un mezzo che è molto usato e si combina bene con la città. L'ambiente del tram è la città. Non ci sono dubbi su questo ed è quindi fatto per anche superare alcune magari così abitudini che oggi abbiamo di vedere un posto in un certo modo o di fare un tragitto sempre allo stesso modo, ma cambiandolo poi non cambia la nostra vita. Un altro sms per lei, vice sindaco, lo andiamo a leggere subito. Buongiorno, a che punto sono gli invasi di recupero delle acque? A Padova sembra solo un 20% realizzato o ci sono degli sviluppi? Grazie, ma un tema che abbiamo già trattato nella prima parte della trasmissione, non so se vuole fare un sunto rapidissimo insomma, degli invasi di recupero delle acque. Vuole rivedere il messaggio? Sì, non capivo a quali si riferiva, cioè noi abbiamo gli invasi per quelli di cui parlavamo prima. Non le torna al 20% realizzato, insomma. Esatto, credo. Cioè ma per mare le acque di recupero, se si riferisca al tema della siccità, ma non abbiamo in programma in città, non ci sono in programma nel piano della Regione interventi di questo tipo. Chiedo scusa ma non... Eventualmente facciamo così, chiediamo al signor Massimo magari mandarci un ulteriore sms insomma, specificando la domanda insomma, precisa che vuole porre al vice sindaco, così eventualmente il vice sindaco è a disposizione. Parlavamo di RR e visto che parlavamo di viabilità, parlavamo di tram, voi puntate anche sulle piste ciclabili. Quindi anche insomma, è un tema in parte finanziato dal PNRR, è un progetto che voi già da prima stavate portando avanti. Utilizziamo, già da qua si capisce, il PNRR per cambiare passo alla nostra città sul tema della sostenibilità e sul tema anche del miglioramento dei nostri spostamenti. Il tram farà una parte del leone, ma stiamo investendo 15 milioni di euro in ciclabili, è una cifra che non abbiamo mai avuto a disposizione. In questi mesi si vedono anche molti cantieri. Attenzione, quando si parla di ciclabile, però non è che si parla solo della sede o semplicemente di una sede per la bicicletta, sono riqualificazioni stradali a tutto tondo, dove da una parte andiamo a realizzare infrastrutture, anche nuove ciclabili, dove non ci sono, e dall'altra andiamo a migliorare quelle esistenti, perché alle volte, diciamolo, la gente ha anche ragione a brontolare, lo faccio anch'io, noi abbiamo piste ciclabili che alle volte sono delle strisce segnate a terra e dove il ciclista a separazione con l'auto ha solo un segno a terra, non è una situazione di sicurezza. Noi buona parte di queste risorse le utilizziamo per sistemare queste situazioni, pensiamo a via Gattamelata per esempio. Da diversi mesi chi percorre quella perché è una strada molto trafficata, quindi tanti padovani la utilizzano. La ciclabile che era una striscia terra di fianco al marciapiede dove magari anche le auto parcheggiavano e quindi invadevano lo spazio per la bicicletta, adesso è diventata una pista ciclabile rialzata, protetta in sede propria e abbiamo trovato anche delle soluzioni per il parcheggio. Ma le ciclabili sono l'occasione anche per mettere in sicurezza attraversamenti, per rifare l'istruzione pubblica a LED, per piantare alberi, per barriere architettoniche, insomma per un miglioramento del contesto a tutto tondo. In questo senso noi stiamo intervenendo, anzi in alcuni casi mettiamo in sicurezza anche delle infrastrutture, ad esempio il ponte Paleocapa. Un'altra piccola pausa, torniamo tra pochissimo con il vice sindaco Andrea Micalici, rimanete con noi con Il Sindaco Risponde.